È finita in parità con qualche brivido di troppo la sfida che ha visto il battesimo dello Juventus Stadium in Champions League. La gara di stasera ha dimostrato come il calcio ucraino sia competitivo con uno Shakhtar che ha messo in serie difficoltà i ragazzi di Antonio Conte. Proprio la squadra di Luchescu è passata in vantaggio al 23esimo del primo tempo grazie a una rete di Alex Teixeira. 2 minuti più tardi il pari di Leonardo Bonucci che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha tirato un tiro violentissimo che si è infilato nel 7, sfruttando il fatto di non essere marcato. Del resto un pari che è sostanzialmente giusto. Luchescu è riuscito a ingabbiare il gioco dei bianconeri, il centrocampo con interno Andrea Pirro, e dobbiamo dire che effettivamente il palleggio della squadra ucraina, grazie ai numerosi brasiliani come Alex Teixeira, Fernandinho e Williams, ha fatto la differenza. Il 4-2-3-1 con i 3 trequartisti messi a cavallo delle 2 linee di gioco hanno messo in difficoltà anche la retroguardia, sfruttando e andando a rimorchio sull'unica punta che è Luis Adriano. Del resto anche la Juve ha avuto le sue occasioni fallite, soprattutto con Alessandro Maggi, che comunque del reparto offensivo è stato forse il più attivo, visto che Mirko Vucinic è stato in serata no. Abbastanza positiva anche per quel poco che ha giocato Sebastian Giovinco, mentre non è riuscito a entrare in partita Fabio Quagliarella. È finita quindi 1-1, la Juventus va a 2 punti ed è terza nel girone dietro proprio Shakhtar e Chelsea, e quindi sarà obbligatorio vincere le 2 gare con i danesi del Nordsjælland. Dallo Juventus Stadium è tutto, per tuttomercatoweb.com, Gaetano Mociano.